L'unità cinofila operativa vera non va mai a salvare da solo, il cane non salva la persona, chi salva la persona è sempre il conduttore, che deve essere un bagnino brevettato. Il cane serve per supporto, come forza motrice, per aiutare a ritornare a riva e quindi riuscire per l'operatore a risparmiare forze che gli serviranno magari dopo per apportare le manovre di rianimazione. Allora, il cane è abituato in tutto il suo apprendimento a capire qual è il suo obiettivo, quindi lui riconoscerà sempre la persona impanicata, perché sa che è quello che sbatte le braccia, sa che è quello che chiama aiuto, quindi comunque il suo obiettivo sarà quello. Il cane però non parte mai da solo, si abitua sempre a partire col conduttore, quindi il cane è sempre al fianco del conduttore. Nel momento che arriva, il cane non tocca la persona, ma comincerà a girare attorno tipo uno squaletto e aspetta che il conduttore metta in sicurezza la persona. Una volta che la persona è in sicurezza, viene dato il comando arriva e quindi il cane parte, si comincia a precipitare verso la riva, tu ti attacchi al salvagente del cane e il cane ti aiuterà quindi come forza motrice. Le razze per eccellenza da una vita sono sempre state il Terranova, il Golden e il Labrador, però alla fine tutti i cani possono apportare, chi più chi meno, però possono arrivare a diventare un brevettati in salvataggio. Noi abbiamo anche un Alano, per dire che è il primo in Italia, ovviamente con velocità che sono inferiori, però con una traina che riesce a portare anche più persone. L'apprendistato dipende dalle capacità del cane, un anno minimo di apprendimento e poi comunque andando avanti con gli anni si continua ad allenare il cane e quindi acquisirà ulteriori competenze. Comunque un anno è il minimo per poter arrivare.